Thor travolge il nord-est. Il ciclone subpolare spinge il gelo in pianura e abbatte le temperature su tutta la Marca trevigiana. Raffiche di vento, violenti temporali, neve a Treviso e in autostrada tra Conegliano e Vittorio Veneto. Disagi alla circolazione dei treni con ritardi anche di un'ora. Fiumi e fossati crescono e si avvicinano ai livelli di guardia. La protezione civile li tiene sotto controllo. Incredibile, il calendario dice che è già primavera, dovrebbe essere primavera, ma è il marzo più freddo degli ultimi 50 anni. Quando ci sono queste componenti di aria fredda di Bora che entrano da nord-est, la zona più colpita è proprio la pianura della costa e la pianura centro-meridionale. Il fronte d'aria gelida esporta un inverno profondo dalla Scandinavia e dal Mar Baltico. Thor fa il gradasso e scalza la primavera dal posto che le spetta in calendario. Il maltempo travolge la Marca trevigiana, dove le temperature medie precipitano, 2 gradi la minima, 3 la massima, con raffiche di vento a 44 km all'ora. Le località più fredde sono Mogliano Veneto, Oderzo e Valdobbiadene, dove il termometro arriva a meno 3 gradi. Nelle prossime ore questi fenomeni saranno meno intensi e quindi ci saranno comunque precipitazioni questa sera, domani e anche dopodomani, però molto meno importanti rispetto a oggi. Freddo dall'ultima spallata alla primavera, poi a Pasqua le previsioni chiamano un sole tiepido, ma già una nuova perturbazione si candida da nord-ovest. La bella stagione decolla dopo la prima settimana di aprile, poi il caldo andrà avanti a oltranza fino a settembre, alla faccia di Thor.